più di tipo generale. Abbiamo assistito, ormai a una certa età, per lunghi anni alla demonizzazione dell'attività in capo allo Stato, che poi lo Stato sarebbe la comunità, cioè sempre dicendo che il privato è bello. Il risultato è questo project finanza. Allora, sì, grazie. Ma distorce. Io dico, questo è un progetto che viene da lontano, allora. È durato tanti anni per manipolare le menti, manipolare le coscienze, dire privato è bello, pubblico è brutto. E anche adesso, se posso fare una piccola derivata veloce, tutti esultano perché i parlamentari, qualche parlamentare si toglie un po' di stipendio, cioè dovrebbero sapere tutti molto chiaramente che sui bilanci dello Stato non influisce praticamente nulla, cioè c'è questo accanimento contro il pubblico e l'esaltazione del privato, e poi abbiamo visto a cosa ci sta conducendo, a tutto quello che ha detto il professore all'inizio, c'è la distruzione della società e un ritorno al Medioevo, dove ci sono persone che appunto guadagnano 370 contro 1, ma posso aggiungere, e qui chiudo, almeno il Medioevo e il 1500 ci hanno lasciato delle cose meravigliose, perché chi aveva questi grandi privilegi era anche dotato di grandissima cultura. Adesso siamo davanti a delle persone di livello infimo, spaventosamente basso, pensano solo al soldo, e questo vuol dire la distruzione totale, perché non lasceranno niente, non ci lasceranno negli Uffizi, non avremo il Michelangelo, non avremo niente di tutto quello che ci hanno lasciato quelle persone che erano sì ricchissime, ma che ci hanno lasciato qualcosa. Questi qua sono solo, andrei all'insulto, perciò preferisco mollarla qua. Grazie. Altri interventi, altrimenti facciamo dare una risposta. Sì, all'inizio parlava di project financing come un sistema che ha senso all'interno di grandi opere. In Veneto sappiamo che le grandi opere sono state monopolizzate da un nome che è sui giornali e sulle TV tutte le sere, sulle TV regionali in particolare. Io mi chiedo se lei, professor Cicconi, ha esempio che questo sia accaduto in altri luoghi d'Italia o d'Europa, visto che parlava prima di Londra, e come reputa questa situazione, se c'è la possibilità di porre freno per il fatto che i vertici di questo progetto in questo momento non girano in libertà. A proposito di questo, noi di Libera sono 4 anni, oltre 4 anni, che avevamo incominciato a denunciarlo e ci ridevano in faccia quando dicevamo questo nelle assemblee pubbliche, perché osservavamo che praticamente tutti gli appalti venivano vinti dalle stesse persone e che in una maniera o nell'altra c'erano dentro. Adesso che è emerso questo baratto purtroppo nefando e questa violenza esercitata nei confronti della società e dei cittadini, evidentemente, forse io dico no, forse è troppo tardi. Volevo fare una domanda al professor Cicconi. Non ho ben chiara nella sua chiarissima esposizione, però non mi è risultata chiara quella direttiva europea a cui lei faceva riferimento. Non so se è già stata approvata, se è una direttiva che è in vigore oppure se si sta lavorando a questo.
e che riflessi potrebbe avere su opere o progetti che già qui in Italia, contrariamente a quella direttiva, sono già iniziati. Grazie. In ospitale la mia domanda è semplicissima. I nostri amministratori un paio di anni fa hanno prospettato la realizzazione di questa autostrada, la nuova Valsugana, giustificando il fatto che non c'erano fondi. L'unico modo per realizzare questo progetto, che si portava avanti ormai da oltre 20 anni, era quella del progetto finanziato. Ecco, la mia domanda è: i nostri amministratori hanno capito bene che cosa andavano a sottoscrivere, oppure non avevano capito nulla? Va bene, adesso lasciamo, penso l'ingegnere Cicconi darci qualche risposta. Andiamo in ordine rapidamente. Io sono consulente tecnico della Comunità Montana della Val di Susa da alcuni anni. Il 23, come sapete, ci sarà una manifestazione nazionale, la marcia da Susa a Bussoleno contro la nuova linea ad alta velocità Torino-Lione. Al mattino la Comunità Montana ha organizzato una visita al cantiere con tutti i deputati che hanno aderito alla manifestazione. Hanno aderito 95 fra deputati e senatori, e il 23 mattina sarò uno dei tecnici che li accompagneranno per illustrare il cantiere e le ragioni della contrarietà della Comunità Montana verso questa grande opera. Quell'opera è emblematica di due aspetti: della cancellazione del passato e del futuro quando si fanno queste scelte, ma anche di una cosa che sottolineavi nella tua domanda, e cioè che in quel contesto si è realizzata una forma di democrazia partecipativa semplicemente straordinaria, sulla quale c'è pochissima informazione. Gli amministratori della Val di Susa, dei comuni interessati alla grande opera, sono fra i pochi amministratori che hanno un contatto quasi quotidiano con i cittadini. La stragrande maggioranza della popolazione è contraria a quella grande opera, nonostante che la rappresentazione che viene data sulla stampa nazionale è che c'è una minoranza violenta che si oppone a quella grande opera. Provate ad andare, parlando con parroci o bambini, farmacisti, vi spiegano esattamente qual è il problema, a differenza delle genericità delle affermazioni, a volte molto sbagliate, di ministri e deputati che parlano di questa grande opera. Nessuno sa che in quel contesto è nata anche una forma di organizzazione straordinaria della piccola e media impresa locale, una sorta di rete di piccole e medie imprese, di commercianti e quant'altro, che si chiama Etinomia, e che sta realizzando effettivamente ipotesi e attività di lavoro delle quali si parla spesso in televisione: il chilometro zero, la decrescita felice e quant'altro. Bene, in quel contesto si stanno realizzando anche queste esperienze straordinarie. Quella grande opera è emblematica anche rispetto alle domande che venivano fatte sulla Valsugana, la nuova Pedemontana e quant'altro. Perché si sceglie quest'alta velocità? Quella comunità non è contro il trasporto ferroviario, e io personalmente non sono contro il trasporto ferroviario. Sono contro una scelta tecnica
sbagliata. Quando si ha una rete infrastrutturale, le alternative possono essere due: o si interviene sulla rete per ammodernarla, migliorarla, oppure si fa la scelta di una nuova infrastruttura. Tanto per intenderci, se noi abbiamo l'autostrada Padova-Trieste, nella quale ci sono una decina di caselli autostradali, nel momento in cui non regge al traffico, le alternative sono: o si aggiunge una corsia, si migliora e si mantiene quell'infrastruttura a servizio di tutto il territorio, 10 caselli autostradali, o altrimenti si fa la scelta di fare una nuova autostrada. L'alta velocità scelta in Italia è stato questo: non si è intervenuto, si è fatta una nuova autostrada, anziché fare l'ammodernamento della Padova-Trieste, si è scelto di fare una nuova strada per collegare solo Padova e Trieste con una linea dedicata alle macchine di Formula 1. Questa è stata la scelta che abbiamo fatto per la ferrovia in Italia. Abbiamo fatto delle linee dedicate per l'alta velocità trasporto passeggeri. Dopodiché raccontano che è alta capacità, definizione che nella terminologia degli altri paesi non esiste. Abbiamo fatto la Torino-Milano, la Milano-Bologna, nuove linee di alta velocità per collegare due punti. In Germania e in Svizzera, che avevano gli stessi nostri problemi, piccole, medie, grandi città con piccole, medie, grandi stazioni, una rete ferroviaria analoga, hanno fatto una scelta tecnica diversa. Hanno ammodernato l'infrastruttura, in alcuni casi hanno aggiunto un binario ai due esistenti e con i sistemi elettronici oggi di gestione delle tracce ferroviarie l'offerta di tracce, aggiungendo un binario ai due esistenti, non aumenta di un terzo, ma viene più che raddoppiata. Quindi la capacità di trasporto aumenta enormemente e si è scelto di limitare la velocità a 220-240 km/h. Perché quando devi collegare due punti vicino, un conto la Spagna che deve collegare Madrid a Siviglia a 480 km attraversando un deserto, posso fare anche la linea dedicata per l'alta velocità e posso raggiungere anche i 300 km/h. Se devo collegare Bologna a Milano 180 km, avere un treno che viaggia a 300 km non serve assolutamente nulla, è uno spreco tecnico. Anche uno studente della prima media può interessare queste cose. Risparmio se i punti sono distanti e la velocità è alta. Se i punti sono vicini, avere dei treni che raggiungono i 300 km/h non serve a niente, perché è una velocità che può tenere per 10-15 minuti, ma non su tutto il percorso. Noi abbiamo fatto la scelta di fare le linee dedicate per l'alta velocità, aggravando la situazione del trasporto ferroviario sulla linea storica in maniera drammatica. Io vi invito a fare un confronto fra gli orari ferroviari di 10-15 anni fa e gli orari ferroviari di oggi. È cambiata radicalmente l'offerta sulla linea storica, i tempi di percorrenza sono aumentati, l'offerta è diminuita perché è tutta costruita per costringerci a prendere il Frecciarossa, a confluire su quella linea per sfruttare quella linea che è sottoutilizzata. La nuova linea Torino-Milano
che ha una potenzialità di tracce di 320 treni al giorno. Questa è la potenzialità della nuova linea. Sapete quanti treni passano? 14. Il TGV francese passa sulla linea storica, il collegamento Torino-Milano-Lione c'è già con il TGV francese sulla linea storica, e il TGV francese, per problemi di compatibilità del sistema di segnalamento, passa ancora sulla linea storica. Sono linee sottoutilizzate che cercano, costruendo l'orario ferroviario, di farcele utilizzare. Il problema è che questo modello si sta attuando. Queste grandi imprese scatole vuote, per fare un esempio, Impregilo, la più grande impresa di costruzione italiana, 10 anni fa aveva 9.500 lavoratori a vivo paga. Oggi ha un fatturato che è triplicato rispetto a 10 anni fa, e a libro paga ha 340 operai. Sono scatole vuote, insisto su questo, che hanno bisogno di opere nuove. Non sono capaci, non possono intervenire sull'ammodernamento, sulle opere diffuse. I problemi che abbiamo in Italia del trasporto ferroviario, per ritornare alla scelta tecnica sbagliata che abbiamo fatto con l'alta velocità, guardate i biglietti ferroviari che vengono staccati, per l'87% la percorrenza è inferiore a 50 km. L'esigenza è il trasporto locale, le aree metropolitane, l'ammodernamento delle infrastrutture storiche e nell'area metropolitana. Chi ha percorrenza superiore a 50 km, quindi che può prendere il Frecciarossa o il Frecciargento, è il 13% degli utenti ferroviari. Di questo 13%, che sono i treni a lunga percorrenza, i treni ad alta velocità Frecciargento, Frecciarossa è circa il 7-8%, gli altri sono i treni a lunga percorrenza, gli intercity, i pochi che sono rimasti, i treni notturni che sono stati cancellati e quant'altro. Abbiamo fatto una scelta costosissima per una minoranza della popolazione, a carico però di tutti. E la spinta di queste grandi imprese è quella di avere le opere nuove. È necessaria la nuova Pedemontana, è necessaria la nuova Valsugana, perché non c'è possibilità per questi di intervenire seriamente sull'ammodernamento delle infrastrutture esistenti. L'ammodernamento attiene soprattutto alla piccola e alla media impresa, richiede forse anche più intelligenza, più capacità di programmazione, di gestione e di progettazione di questa attività. E qui purtroppo c'è, la domanda era in qualche modo implicita, la risposta immediata, una classe dirigente politica che abbiamo letteralmente ignorante su tutte queste questioni. Quando firmano questi project financing sanno esattamente quello che stanno firmando le imprese scatole vuote e le banche. Gli amministratori quasi sempre non ne sanno mezza, però è conveniente anche per loro, perché con i cosiddetti project financing si possono fare belli oggi, si fanno le opere oggi, ma scaricano i debiti sui bilanci degli amministratori che verranno, e quindi non ce ne accorgiamo immediatamente. Ma nella generalità dei casi, ripeto,
questo ceto politico e amministrativo su queste questioni, l'ignoranza più totale, non sanno assolutamente che cosa firmano. Non sono stato mai chiamato per chiarire certi aspetti. Sono stato chiamato molto spesso da comitati per analizzare queste questioni, dal comitato contro la Pedemontana Veneta, e ho fatto una relazione in cui illustravo queste cose che in parte è servita per alcuni ricorsi. Non so se ho risposto a tutti, no, quella della direttiva. La direttiva in corso c'è una proposta di direttiva della Commissione europea che è stata mandata a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri hanno fatto osservazioni, dovrebbe essere approvata dal Parlamento europeo nell'arco dei prossimi 2-3 mesi. La direttiva europea sulla concessione rafforza i concetti che vi ho illustrato, nel senso che sottolinea in maniera ancora più evidente il dato del rischio di mercato che deve essere connesso con il contratto di concessione, e in termini espliciti dice che quando rischio di mercato per l'operatore non c'è, non si può parlare di concessione, ma deve essere trattato come un appalto. Però ripeto, già in base all'ordinamento vigente, la vecchia direttiva europea e il recepimento che ne abbiamo fatto, i contratti di concessione, gran parte di quelli che vengono fatti con il cosiddetto project financing, e in particolare quelli della sanità, già rispetto all'attuale normativa hanno profili di illegittimità evidenti. Purtroppo nel diritto amministrativo e contabile non c'è l'azione obbligatoria del magistrato, come nel penale. Per attivare il magistrato, il giudice, a valutare la legittimità di questi contratti, ci deve essere qualcuno che ricorre al magistrato. Ricorsi su questi contratti non ce ne sono stati. L'unico caso che vi ho citato nel merito sul valore del contratto, e questo dimoro, ed è andato a finire come abbiamo visto. Il pronunciamento è stato evidente, contratto nullo, ha detto la magistratura amministrativa, il TAR Sardegna. Dopodiché chi aveva vinto ha ritirato il ricorso e quella sentenza è caduta, ma è l'unico ricorso che c'è stato. Per questo ripeto e sottolineo, qui c'è una sottovalutazione, un'ignoranza anche delle associazioni di rappresentanza della piccola e media impresa, perché questi modelli imprenditoriali e queste alleanze finanziarie su queste opere con il project financing è devastante soprattutto per la piccola e media impresa, e se le associazioni di rappresentanza della piccola e media impresa non si muovono, le condizioni per dichiarare nulli questi contratti ci sono già oggi in base all'attuale normativa. La direttiva le rafforzerà, ma ci vuole qualcuno che si prenda carico di adire presso la magistratura per contrastare queste operazioni. Va bene, ringraziamo l'ingegner Cicon, Don Luigi Tadatin. Penso che ormai l'ora sia tarda e ci possiamo salutare ringraziando e ringraziamo tutti voi. È stato un argomento abbastanza complesso, complicato, però è giusto che siamo anche informati di questi problemi, perché ci toccheranno da vicino nei prossimi anni. Cioè, anche se noi oggi fingiamo di non sapere o restiamo impassibili di fronte a tutto quello che ci passa sotto, domani risponderanno i nostri figli per noi, purtroppo. Quindi
su tutti questi progetti che stanno correndo anche qui in casa nostra, sarebbe bene che la gente spandesse la voce e facesse capire a chi gli sta vicino che saremo chiamati a rispondere noi di tasca nostra. Grazie a tutti, buonanotte.